Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Buongiorno a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, incredibilmente noi ci ostiniamo a fare una radio, un sito, insomma un lavoro informativo come se non esistesse solo l'affaire San Giuliano nel mondo, perché voi sapete che per giornaloni, siti che contano o che dicono di contare, anime belle postanti sui social, esiste solo l'affaire San Giuliani Boccia, come dire, riassume l'essenza della contemporaneità. Ora, non siamo nati ieri, diciamo al massimo l'altro ieri, è evidente che ha acquisito una sua sostanza d'attualità, è evidente che quantomeno ce la sentiamo di sottoscrivere la frase che ha utilizzato un altro ministro, no? Il ministro della giustizia, che ha detto un ministro dovrebbe usare maggior cautela. Indubbiamente viene da sé che se un ministro si fa intervistare al TG1 in prima serata, quello che dice è oggetto di notizia, di riflessione, di commento, tutto questo è fisiologico. La patologia è che su quasi tutti i media si parla solo dell'affaire San Giuliano. Mentre nel frattempo alcune cosine succedono. Ieri parlavamo niente di meno che dell'incrinatura dell'asse franco-tedesco che regge l'assetto politico europeo da lustri, una quisquiglia mi rendo conto rispetto ai cuoricini nelle chat tra il ministro e la dottoressa Boccia e ai post su Instagram della medesima. Oggi scendiamo di livello, ma tendiamo a far notare che ci sarebbe anche una notiziola politica italiana in questo caso, e cioè che zitto zitto, l'MLM, tra un frizzo su Genni e un lazzo sulla pompeiana Boccia, sta esplodendo il Movimento 5 Stelle. Cioè il Movimento 5 Stelle che ha segnato la politica italiana, noi diciamo ahimè, quantomeno nell'ultimo quindicennio, sta completamente esplodendo. C'è la guerra totale tra il fondatore, attuale garante valoriale, a loro piacciono molto queste espressioni russoiane, no? La volontà generale, il garante valoriale, Beppe Grillo appunto, e diciamo l'attuale leader, anche se come la parola sembra involontariamente ironica, Giuseppe Conte. Grillo ha fatto un vero e proprio sfogo, ancora prima che un attacco politico, sui social, dove ha detto tra le altre cose: ormai è chiaro come il sole, a ottobre vi troverete davanti a un bivio, costretti a scegliere tra due visioni opposte di cosa debba essere il Movimento 5 Stelle. La prima è di una politica che nasce dal basso e non da politici di professione. La seconda è quella di Giuseppe Conte, giusto per dare un nome e cognome alle cose. Sapete che per i grillini e il loro capo in primis, Giuseppe Piero detto Beppe, il fatto di non essere professionisti, cioè di non sapere cosa si sta facendo, è un valore, e quindi lui lo rivendica. La verità però è che anche il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte è un movimento dilettantesco, cambia solo il tipo di dilettantismo. C'è il dilettantismo delle origini, il dilettantismo incarnato da Grillo, il dilettantismo del Vaffa, era il dilettantismo da strada, da piazza, da contestazione pura, che è un aggettivo sempre inquietante dal mio punto di vista, perché chi si richiama a purismi si colloca già da sé fuori dalla politica da un certo punto di vista. Comunque quel format lì, il format della contrapposizione frontale al sistema. Poi, come dire, è successo che si sia palesato il dilettantismo in pochette, il dilettantismo felpato, il dilettantismo da campo largo, addirittura da punto di riferimento di tutti i progressisti, come disse tra gli altri Bettini tempo fa, è quello di Giuseppe Conte. In ogni caso Grillo è veramente in battaglia e dice: quando parliamo di principi fondativi stiamo parlando di principi non negoziabili,
e uno si immagina dei valori ultimi, la libertà o l'uguaglianza visto da sinistra, diciamo, o delle parole d'ordine forte unificanti da un punto di vista valoriale. Sostanzialmente questi valori ultimi si riassumono nel limite al secondo mandato ai parlamentari, che per Beppe Grillo è proprio la trincea dalla quale non retrocedere. Cioè tutta questa avventura contestataria per ribaltare il sistema e che ora di fronte, parole di Grillo, a un bivio inesorabile, è dovuta a limite ai mandati sì, limite ai mandati no. E capite che siamo pesantemente nella zona della commedia, d'altronde è un partito che nasce fondato da un comico, quindi da questo punto di vista è coerente. Beppe Grillo poi si richiama proprio all'articolo 12, lettera A, numero 2, principi che devono restare tali affinché il movimento possa dirsi tale, il nome, il simbolo di cui rivendica la paternità e la regola dei 2 mandati. Ora vedremo se, come pare sempre più possibile, la commedia potrebbe finire in farsa a carte bollate, no? Cioè l'anticasta che finisce in tribunale a disquisire sui bolli sul simbolo. Sta di fatto che la notizia politica di queste ore, che ve ne dicano, riguarda il fatto che sta letteralmente esplodendo il Movimento 5 Stelle e noi non riusciamo a distogliere gli occhi da una notizia politica clamorosa. Grazie a tutti, a domani.